Allora, ci sono bicicletti, ok. Raccontami Venzone in una frase, dai. Venzone in una frase? Una frase. Ma a Venzone c'è tanto da vedere, è un bellissimo posto perché è tra le montagne e il fiume, e puoi fare tanto sport perché puoi fare la bicicletta, il parapendio, puoi nuotare, puoi fare veramente tutto e si mangia anche molto bene. Bellissima, bravissima. Va bene? Va bene. Oh, E sei invece hai contento? raccontato in 50 minuti. Ho trovato una ragazza a Venzone, ho chiesto a lei che spiegami Venzone in una frase, invece lei mi ha spiegato in 50.000 frasi. Lei era dolcissima, cantava la musica vecchia come Nirvana. Lei mi ha spiegato la caratteristica di Venzone, una città vecchia anche, e era il parte di militario, cadeva in earthquake 1966. Ho imparato alcune cose di Venzone così con lei. Venzone è un bellissimo posto. Buongiorno carissimi, that means good morning my dear in Italian language. This is a beautiful town and beautiful village of northern side of Italy. Its town is Venzone, and the main basic and important famous vibe of the town is here. It was destroyed in 50 years ago in earthquake. Now it is rebuilt again and it looks so amazing, and especially Italian vibes here in the town. Everywhere is built with rock, the backside church. All of the city and town is complete with history and a specific Italian culture, the pure Italian culture, the housing structure. So that's why Italy is one of the most beautiful destinations on this planet Earth. The culture over here, and the basic important thing is you can also cross from here Austria in half an hour. Austria is very near. This is a mountain area. Everywhere is mountain, and the places that use military in Second World War. So historical and so beautiful place. Let's explore the town of Venzone. Del sole abbiamo mangiato e tipicamente Friulian e Venzone brioche. Si mangiano tipicamente cibo friulano, anche parlano dialetto, la lingua friulano. In friulano si dice Cemut, si chiama come stai, how are you doing? So, questo è un altro dialetto, caratteristiche di alcune città di Friuli Venezia Giulia. Ho trovato, sentito diverso dialetto, la lingua, la cultura. Questo quando ogni volta vado in un altro paese, città, un'altra cultura, imparo qualcosa. Invece Venzone mi sembrava un po' come Venezia, anche perché tanti anni fa Venetians, anche qui in Venzone.